In giunta abbiamo approvato una delibera che farà in modo che andiamo in giro per le scuole secondarie di primaria, di primo grado e di secondo grado a illustrare il progetto Enjoy, ma questo sarebbe anche abbastanza scontato, è una cosa di educazione civica, però vogliamo invogliare gli alunni e le scuole a partecipare perché vogliamo far sì che i giovani diventino protagonisti e quindi abbiamo selezionato 3 categorie che potrebbero essere video, fotografie e fumetti e vogliamo che i giovani diano il loro contributo al progetto Enjoy. E la proposta migliore sarà protagonista della nuova campagna mondiale Enjoy Respect Venezia, che da quando è stata avviata ha già dato buoni risultati nella lotta al degrado in città. Il coinvolgimento delle nuove generazioni è fondamentale. 3 gli obiettivi. Primo, formare dei giovani responsabili. 2, far sì che questi ragazzi trasmettano a chi viene a trovarli, Venezia è un posto dove arrivano tutti, quali sono le regole per visitare la città. Terzo, e secondo me è la cosa più innovativa, siamo una città che ha una pressione turistica notevole, ma formiamo dei turisti che saranno, andando all'estero e anche in Italia, dei turisti responsabili. Abbiamo bisogno delle forze giovani, abbiamo bisogno che i giovani diano la loro chiave di lettura del mondo e questa può essere un'occasione importante. Che arriva in un momento in cui molti giovani possono sentirsi smarriti o annoiati al punto da scegliere strade sbagliate. Io credo che questa campagna abbia un valore anche ambientale, perché non è solo educazione civica, ma è anche ambientale, anche di difesa della città, anche di rispetto dei comportamenti. Quindi secondo me dobbiamo provare tutti a dare una mano a sti ragazzi, cioè a coinvolgerli, a far sì che abbiano altri pensieri, che si impegnino su qualcosa che abbia un'importanza e una ricaduta anche sul mondo.